A pochi giorni dal voto sul referendum per l'autonomia, nuovo scontro tra Veneto e governo, con quest'ultimo che chiede più di 2 milioni di euro alla nostra regione per i costi di utilizzo della forza pubblica ai seggi, fatto mai accaduto nella storia della Repubblica. Tutto questo mentre in contemporanea arriva un altro schiaffo al Veneto, con Palazzo Chigi che firma la dichiarazione di intenti per l'autonomia dell'Emilia-Romagna, una formalità che di fatto avvia all'autonomia, senza che debba essere pagato dagli emiliani alcun costo aggiuntivo. I 2 milioni chiesti a noi veneti invece sono soldi non contemplati nell'accordo con il Ministero dell'Interno, fondi necessari, ribatte Roma, per pagare le 22 ore di straordinario a testa ai 4.100 uomini impiegati tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, con le indennità di ordine pubblico e i 4 pasti a 10 euro l'uno nei 3 giorni di sabato, domenica e lunedì 23 ottobre, per un totale appunto di 2 milioni e 44 mila euro. Soldi, ripetiamo, che non sono mai stati chiesti nemmeno con le ultime elezioni regionali. E l'ultimo disperato tentativo di impedire ai veneti l'esercizio democratico del voto, un motivo in più per andare a votare, commenta laconico il governatore Luca Zaia, sfoderando un sorriso davvero gandiano. Il 22 è la giornata dei Veneti, di noi Veneti, dei nuovi Veneti, di coloro che hanno deciso di venire qui in Veneto e vivere in Veneto. E c'è una pagina di storia bianca, bella, intonsa, la dobbiamo scrivere.